Rieccoci in diretta, sta per concludersi questa edizione straordinaria, ma come vi dicevo prima, dopo una breve pausa pubblicitaria si trasformerà nella nostra consueta prima edizione e torneremo a occuparci della seconda udienza del processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin e quindi delle parole di Filippo Turetta, e vi racconteremo poi anche le altre notizie del nostro territorio. Con l'avvocato Alessandra Nava volevo cercare di capire, per quanto possibile, che scenari si pongono di fronte. Quello che rischia Filippo molto concretamente è l'ergastolo in primo grado, così. Beh sì, se venisse confermata la premeditazione, poi sono altre aggravanti, ma comunque insomma se venisse confermata la premeditazione rischierebbe seriamente l'ergastolo, e questo poi naturalmente avrebbe comunque un effetto soltanto provvisorio, diciamo così, in attesa che poi, se venisse proposto appello, si pronunciasse la Corte d'Assise d'Appello di Venezia. Quindi in quella sede naturalmente la rivalutazione da parte del giudice di secondo grado avviene soltanto sul materiale che è stato offerto al giudice di primo grado, tanto più in un caso come questo in cui sostanzialmente si è rinunciato all'istruttoria. Ecco. Quindi tecnicamente sì, ci sarebbe la possibilità di aggiungere un qualcosa dal punto di vista documentale davanti al giudice di secondo grado, non certamente prove testimoniali e quant'altro, e quindi poi in quella sede le scelte possono essere anche quelle di tentare un accordo col procuratore generale, che è il pubblico ministero del secondo grado, ecco, per capirci. Quindi le strade sono quelle o di una nuova valutazione da parte del giudice di secondo grado della sentenza così come supportata dagli atti processuali, oppure una valutazione su un eventuale accordo che ci dovesse essere fra il procuratore generale e la difesa su un'ipotesi di pena diversa che appunto deve essere poi eventualmente ratificata, perché condivisa, dal giudice di secondo grado. Ricordiamo che l'ergastolo in Italia non significa fine pena mai. No, di solito poi nel dispositivo della sentenza il giudice indica la possibilità, non prima per esempio di 27 anni, di poter accedere a delle misure che possono in un certo qual modo consentire una parziale ripresa della libertà per l'imputato. Questo passa comunque attraverso un percorso di risocializzazione che anche il condannato all'ergastolo deve svolgere all'interno del carcere, e quindi è vero che il fine pena mai sostanzialmente poi non esiste, però attenzione che non significa che il semplice passaggio del tempo possa essere considerato, diciamo, un viatico per ottenere dopo 27 anni, seppur parzialmente, la libertà. Occorre che l'imputato dimostri durante questo lungo percorso di vita all'interno del carcere di aver compreso una repiscenza piena, di aver seguito determinati percorsi a secondo del tipo di reato che si è commesso, e di dare insomma dimostrazione concreta, che poi sarà valutata dal tribunale di sorveglianza, che effettivamente la società possa riaccogliere. Poi ci sono diverse modalità che insomma sarebbe troppo lungo adesso e complesso spiegare, possa riaccogliere il soggetto soprattutto in assenza di pericoli di condotte recidivanti, che sono quelle che naturalmente in casi come questi e per tutti gli omicidi che venissero commessi deve essere la preoccupazione principale del magistrato nel momento in cui prende in considerazione la possibilità di far riammettere in società l'imputato. Diverso è se invece fossero 30 anni di pena, lì lo scenario sarebbe diverso. In che senso? Ma nel senso che naturalmente 30 anni di pena sono un periodo di tempo naturalmente molto lungo, durante il quale comunque il condannato, se ripeto il percorso inframurario è positivo,
beneficia per esempio delle liberazioni anticipate, cioè degli sconti di pena che possono essere poi insomma tali da consentire di avere una effettiva carcerazione inferiore, anche perché dopo un certo numero di anni si ha la possibilità di accedere alle misure alternative, ma parliamo sempre naturalmente di lunghi periodi di tempo. Certo, in casi come questi mi rendo conto che tanto più oggi sarebbe un qualcosa che l'opinione pubblica considera assolutamente inaccettabile, cioè, ci sono delle situazioni nelle quali tanto più quando c'è stato un movimento, ma comprensibile anche dal punto di vista mediatico, così forte, che in questo momento l'opinione pubblica e giustamente i familiari attendono una condanna che sia rappresentativa dell'estrema gravità del gesto commesso. Quindi quello che verrà dopo mi rendo conto che non possa essere in questo momento preso in considerazione, tanto più dai familiari, dagli amici, dalle persone più vicine a Giulia, forse in un certo qual modo neanche da noi che siamo qui ne stiamo parlando. Allora, mentre stiamo veramente in chiusura, quasi in chiusura, il padre di Giulia Cecchettin, Gino, l'abbiamo visto quando arrivava, sta seguendo la deposizione di Turetta, tenendo lo sguardo fisso sull'assassino reo confesso di sua figlia, che ha rivisto oggi per la prima volta da quando Giulia è stata uccisa, quindi lo sguardo è proprio su Turetta, che invece tiene gli occhi bassi a pochi metri da lui. Allora, siamo davvero in chiusura. Io ringrazio davvero Alessandra Nava per averci aiutato a dipanare la matassa tecnico-giuridica e per averci spiegato molto semplicemente, così come ci piace a noi, comprensibile, cosa sta accadendo e cosa potrebbe succedere, e anche la sua esperienza. Io vorrei chiudere questa edizione straordinaria, vi ripeto, fra poco, dopo quello che manderemo in onda adesso e dopo la pubblicità, ripartirà la prima edizione, quindi restate con noi, torneremo a parlare ovviamente del processo, ma c'è molta altra cronaca da raccontare, purtroppo anche, e ve lo dico già fin d'ora, di un ennesimo tragico incidente stradale in Veneto, nella Marca Trevigiana in particolare, un ragazzo di appena 15 anni, un ragazzino di 15 anni che è morto in scooter mentre stava andando a scuola a Castelfranco nello scontro con un'auto. È l'ennesima giovanissima vita persa lungo le nostre strade. Ci lasciamo con questo, ci lasciamo con una delle immagini simboliche, davvero simbolo di questa vicenda. Nel giorno più duro, più doloroso, quello dei funerali di Giulia Cecchettin, era il 5 dicembre dello scorso anno, all'uscita del feretro di Giulia, la musica, le parole e poi soprattutto quel rumore, quella piazza gremita, si era a Padova, e quella piazza gremita che fece tantissimo rumore, ed è un rumore che, come diceva Cristina, intervistata al telefono in diretta dal nostro Christian Arboit, è un rumore che deve continuare, nonostante i femminicidi stiano continuando, nonostante tutto il rumore deve continuare. Allora, ci lasciamo con queste immagini, con questi suoni soprattutto molto forti del 5 dicembre dell'anno scorso, funerali di Giulia Cecchettin, pubblicità e poi ripartiamo con la prima edizione. Grazie Avvocato. Grazie a voi, grazie, buona giornata.
il Berlingo applauso che sta accompagnando l'uscita degli aspettative da partecipare. Quanto io non rispetto le